con Joan Galbas al termine di una partita tiratissima, forse un po' abbottonata, nel senso che le difese hanno fatto più del loro lavoro, ma poi alla fine è un punto importante per la classifica. Sì, sì, dai, alla fine siamo riusciti a strappare un punto, abbiamo un po' il rammarico, un sapore non buonissimo in bocca, sentiamo che abbiamo fatto una buonissima partita dove abbiamo creato tante occasioni che alla fine tra la difesa, tra il portiere che è molto bravo e i pali, tutti un po' non siamo riusciti a concretizzare. Felici un po' per il punto, ma dentro la nostra testa pensiamo che per il gioco che abbiamo fatto meritava un pochino di più, ma vabbè, ci sta, è una pista complicata ovviamente. È una pista complicata, è stata una gara soprattutto nel primo tempo molto tattica, poi dopo c'è stato un assedio del Bassano nel finale al Forte dei Marmi dove si vedeva la voglia di voler ribaltare il 4-2. Sì, credo che vabbè, il primo tempo è stato, come dici te, un pochino un gioco un po' più tattico, vedendo un pochino come eravamo messi ogni squadra. Abbiamo fatto quei 2 gol, ma il gol sui 0 secondi più il gol nella battuta del loro gol ha fatto un po' di male alla squadra, ma comunque siamo riusciti a entrare con una mentalità positiva nel secondo tempo. Siamo andati sotto, ma abbiamo avuto la testa e il coraggio che bisogna per portare punti in queste partite e sicuramente per quella che giocheremo mercoledì prossimo a Follonica nei quarti di finali. Bene, io ti ringrazio Giovanna, alla prossima. Alla prossima, grazie mille e un saluto a tutti. Ciao ciao.